Presentato ieri a Palermo presso l'hub vaccinale il documentario Ovunque tu sia a cura del Centro regionale per l'inventario promosso dagli assessorati regionali alla salute e ai beni culturali e all'identità siciliana, 27 minuti dove attraverso le immagini, le parole dei protagonisti hanno descritto la campagna di vaccinazione nel capoluogo siciliano, a Palermo. Ad assistere alla proiezione presenti tra l'altro il dirigente generale del Dipartimento di Pianificazione Strategica dell'assessorato alla salute dottor Mario Larrocca, il direttore del commissario straordinario Laura Cappucci e Pietro Giuseppe Giammalva, il commissario all'emergenza Covid della città metropolitana di Palermo Renato Costa. Si tratta del racconto di 2 anni frenetici, intensi, di giornate interminabili e di notti in bianco trascorse a combattere un nemico invisibile, pericoloso e all'inizio sconosciuto. È la storia della professionalità e del sacrificio dei medici, infermieri e amministrativi che in piena pandemia da Covid-19, dalla fiera del Mediterraneo e poi ovunque fosse necessaria la loro presenza, hanno garantito a migliaia di persone al giorno l'accesso gratuito al vaccino, alla prevenzione della malattia, lo strumento più efficace al momento disponibile. Per l'assessore Razza ha dato uno sprint alla Sicilia nella campagna vaccinale, è stata la provincia che ha fatto registrare i numeri più alti e ci ha consentito di uscire dall'hub portando il vaccino in tutti i luoghi del territorio provinciale. L'hub si è fatto un autobus con medici in larga parte giovanissimi e ha raggiunto la fiera e il mercato, i quartieri popolari. La prima grande esperienza di medicina di prossimità che, uscendo fuori dagli ambulatori e dagli ospedali, ha consentito al sistema sanitario regionale di raggiungere gli anziani, i giovani, le persone indecise e più riottose a sottoporsi al vaccino.